È stato trasportato al San Bortolo di Vicenza in terapia intensiva pediatrica un bambino di 6 anni travolto davanti casa da un'auto in via Generale Giardino a San Giacomo di Romano d'Ezzelino. Il piccolo stava giocando nel cortile con il fratellino quando ha aperto il cancello, correndo per attraversare la strada quando è arrivata una Mercedes che non è riuscita a evitare l'impatto con il piccolo. Immediata l'allerta al SUEM 118 di Bassano, vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Treviso, che ha portato il bambino accompagnato dalla mamma all'ospedale del capoluogo berico. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale, che ha gestito il flusso del traffico regolare in direzione sud-nord, deviato lungo le arterie secondarie nel transito nord-sud per permettere tutte le operazioni di messa in sicurezza. Certo è che torna alla ribalta la questione della pericolosità della provinciale 57, come confermano i residenti, compresa la zia del bimbo investito. Qua le macchine volano perché, pur essendo due curve molto pericolose, non ci sono strisce pedonali, non ci sono dossi che possono rallentare le macchine corrono e purtroppo è successa questa tragedia. Io chiedo alla provincia che abbiamo bisogno della sicurezza dei nostri bambini, perché attraversare la strada con le macchine che corrono in questo modo, io non so. Chi abita in questo tratto di strada non riesce ad attraversare la strada. Abbiamo scritto al comune più di qualche volta e non abbiamo risposta. Qui abitano parecchi anziani e siamo terrorizzati ogni volta noi figli quando ci dicono che devono andare al di fuori di casa, perché non riescono ad andare di là e corrono tutti. Quindi è inevitabile che qualcosa prima o poi succeda. Speriamo che sia la prima e l'ultima volta che succede qualcosa.